dopo 2 vittorie sicuramente non posso dire di non essere soddisfatto, sarei, come dire, sarei ingeneroso nei riguardi della squadra. Come dice giustamente l'allenatore, penso che ancora questa squadra debba, come dire, sciogliersi ancora un pochino e, e darà il massimo, perché è una squadra di grandi professionisti, li ho visti molto concentrati, molto tesi nella prima partita in casa. Io ho chiesto qualche sorriso in più, ecco, quindi proprio per dire che dobbiamo essere una squadra che ci dobbiamo divertire soprattutto, perché questo è fondamentale. E per il pubblico io sono contentissimo e ritengo che comunque la società debba, pensavo ci fosse più gente oggi, devo essere sincero, penso che la società debba interrogarsi soprattutto sul particolare momento che stiamo vivendo, e quando ci sono 2 o 3 squadre ormai importanti in città, una l'Agragas e così via, penso che ci sia anche il fattore non banale economico per le famiglie, quindi penso che nei prossimi giorni guarderemo un pochettino quanti abbonamenti abbiamo venduto e probabilmente, come dire, faremo un passo indietro, daremo la possibilità alla gente di venire a vedere la partita senza, ma non perché voglio dire, abbiamo bisogno di persone che non paghino, perché riteniamo che sia una difficoltà e non un non piacere della gente a venirsi a vedere la partita. Ecco. Penso che questa vittoria possa servire per far arrivare più pubblico e poi vedo diciamo una società più, non è che non era prima organizzata, ma vedo più amalgama quest'anno. I risultati non vengono con grandi titoli, vengono facendo le esperienze, sbattendoci la faccia, crescendo i collaboratori che ti stanno a fianco. Come avete visto, i collaboratori sono sempre quelli, non cambiano, ogni tanto c'è qualche bacchettata, quindi come in tutte le cose della vita è l'esperienza che fa fare i risultati, fa scegliere le persone mettersi a fianco e così via. Per cui ritengo che questa osservazione sia giusta. Io la sto lavorando molto, ho meno casini dal basket, per essere molto chiaro, perché prima mi arrivavano 50 telefonate al giorno, ora me ne arriva uno ogni 2 giorni, quindi questo già è fondamentale. Quindi significa che la gente che sta a fianco ha capito quello che voglio, ha capito quello che vogliamo tutti, e penso che lo dimostriamo all'esterno con tutti voi e anche con una certa organizzazione e con anche l'affetto di chi, pur non prendendo una lira, sta qui a fare l'addetto stampa, sta a fare l'accompagnatore e così via. Quindi questo penso che sia importante.